Presentato alla stampa, enti e tifosi il progetto definitivo di riqualificazione dello Stadio Friuli. 7 giorni fa il passaggio di consegne tra l'amministrazione comunale, proprietaria dell'impianto dei Rizzi, e l'Udinese Calcio, iter burocratico fondamentale per avviare i lavori di ammodernamento. L'Udinese si è aggiudicata il diritto di superficie per i prossimi 99 anni. Il nuovo Stadio Friuli diventerà, una volta completato, la casa dell'Udinese a 360 gradi. La posa della prima pietra è prevista entro marzo, successivamente, con la demolizione della curva sud prima e della nord al termine della stagione sportiva 2012-2013, l'avvio ufficiale dei lavori che porteranno alla costruzione di uno stadio stile inglese. Il manto erboso verrà avvicinato sotto la tribuna, gli spalti saranno a ridosso del campo. Uno stadio dalla capienza variabile a multiuso, 25.000 i posti a sedere coperti previsti per le gare interne di campionato, Coppa Nazionale e competizione europea, espandibili a 35.000 in occasione di concerti e spettacoli dal vivo. Il nuovo Stadio Friuli è stato pensato e progettato per soddisfare appieno tutte le esigenze richieste. Il costo previsto si aggira sui 25 milioni di euro, il taglio del nastro prima dell'inizio della stagione 2014-2015.